Ah, dai, siedi. Sì. Ascoltiamo. Ora sì, racconterò una sorella. Vai professore, ascolta. Che succedeva 150 anni fa. Presa lontano. Allora, vi racconto una sorella d'altri tempi che succedeva 150 anni fa. Si vede il ridere sulla I. Non mi fa ridere per me. Vai, seri. Allora, siete 8, il numero prediletto là. 8. Allora, 8 non c'è nei dati. passava la città era uno che mangiava sopra dalla prima. Diceva mangiare il capriccio, invitando a gente a mangiarsi un capriccio. A gente, dicendo che la mangiava, a poco, a vedetta la mangiava. Un banano è una cosa luci e tutti cantavano i mammaluci. Se avete fame e vi fa piacere, io puro spiccioni e voi potete mangiare. La persiana chiamava Donna Rosa, quel pane e panelle era una cosa meravigliosa. La porticetta del zio Marco Scola, comandando si metteva puro spignola. Abbia, chiamavano e facevano confusione, era conosciuto come mangiatore da Giulione. Bravo professore. Live Palermo solo su Dal Mondo e Oltre.